Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta con questa edizione di Focus TG, sabato 23 agosto, un sabato da bollino rosso, un weekend intero sulle strade, lo sappiamo, ma c'è anche tanta cronaca oggi dalle nostre province. Oggi è il giorno del saluto sia al bimbo di 11 anni di Mestre che è morto nel lago di Molveno, ricorderete il tragico annegamento dei giorni scorsi, sia il primo dei due ragazzi di 16 anni invece vittime dell'incidente di Arzignano. Ma ieri sera, poco dopo le 23, sono state staccate le macchine anche al piccolo Vladi, il bimbo ucraino di 6 anni ospitato in parrocchia a Villanova di Campo San Piero, che purtroppo è stato investito a Santa Maria di Sala mentre attraversava la strada sulle strisce insieme alla mamma. In parrocchia hanno voluto creare questa mattina un momento di commiato, di saluto. Allora in diretta per noi c'è Valentina Visentin sul posto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Murelle di Villanova di Campo San Piero, alle nostre spalle l'ex canonica dove da 3 settimane il piccolo Vladi viveva qui insieme alla sua mamma e al suo fratello di 13 anni. Era scappato da Odessa, dalla guerra in Ucraina per trovare la pace, ma alla fine è stato lui a donare e ha donato gli organi. Con queste parole Don Mirko, il parroco di Murelle, ma anche Roberto Tuninetti, vicepresidente della cooperativa Levante, che ospitava appunto queste famiglie di profughi ucraini, ha voluto ricordare il piccolo Vladi. Il bambino mercoledì pomeriggio, mentre attraversava la strada con la mamma, era andato a fare la spesa a Santa Maria di Sala lungo la Noalese, è stato investito da una macchina che non si è fermata. Mentre una macchina si è fermata per far attraversare la mamma e il suo bambino, l'altra macchina, sorpassando, ha centrato in pieno il piccolo Vladi, che è stato trasportato in condizioni disperate nella terapia intensiva della pediatria di Padova, dove 2 giorni fa ieri era stata dichiarata la morte cerebrale, e poi questa notte sono state purtroppo staccate le spine. I medici hanno aspettato fino all'ultimo in modo tale che anche il fratello più grande potesse arrivare in Italia per dare un ultimo abbraccio al fratellino di appena 6 anni. Una tragedia che ha devastato questa famiglia, che 3 settimane fa era arrivata qui a Padova proprio per scappare dalla guerra. I genitori pensavano di regalare a Vladi la pace, avrebbe iniziato la prima elementare proprio a settembre, e invece purtroppo ha trovato la morte. Ma questa sua morte, appunto, grazie all'espianto degli organi, sta salvando la vita ad altri bambini. Oggi, questa mattina, appunto, il commiato con un momento di preghiera che ha unito la comunità ucraina, ma anche tante persone qui di Villanova di Campo San Piero, in attesa poi delle pratiche che consentiranno l'espatrio della salma del piccolo Vladi, che tornerà ad Odessa in Ucraina. Per questo si sta mobilitando anche la prefettura, che dovrebbe aiutare i genitori nell'adempimento delle pratiche anche piuttosto onerose per riportare la salma ad Odessa, dove si celebreranno i funerali. Da Murelle di Villanova di Campo San Piero è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento. E poi davvero sono giornate di addii molto dolorosi, giovani vite spezzate. Poco lontano da Villanova di Campo San Piero, a Trebaseleghe, ieri i funerali di Martin Pattaro, il 15enne che è stato travolto e ucciso da una macchina mentre attraversava la strada in bicicletta, il dolore naturalmente della famiglia e degli amici, e poi l'addio della fidanzatina. I palloncini a forma di auto per ricordare la passione di Martin per i motori, i girasoli gialli e arancioni come la sua bici, i fiori delle calde giornate d'estate quando usciva per le sue pedalate. Gli abbracci dei compagni di scuola, di break dance, di un intero paese avvolgono i genitori del 15enne investito e ucciso da un'auto mentre attraversava una strada a Loreggia lungo la ciclopedonale Treviso-Ostiglia. La chiesa di Trebaseleghe contiene a fatica le persone, 1 migliaio circa, che hanno partecipato ai funerali di Martin Pattaro. Difficile anche per il parroco Don Rolando trovare le parole per spiegare una morte così ingiusta. Sono convinto che ora Martin sembra dirci: cercate Gesù. Lo dice al suo papà, alla sua mamma.
Lo dice ai suoi amici: cercate Gesù. Fabrizia, Alessandro, cercate Gesù. È difficile, ma cercatelo. Aggrappatevi a quel gancio del cielo che si chiama fede e speranza e troverete quella pace che adesso sembra così lontana e impossibile. Ai tanti amici di Martin l'invito a cercare il bene, a coltivare le passioni proprio come faceva il quindicenne che aveva tantissimi interessi. E voi amici di Martin, è bello che siate tutti tanti qui, tanti proprio. Anche voi vivete la vita spensierata come quella di Martin, ma cercate Gesù. Il messaggio straziante della fidanzatina Gioia che gli faceva sempre brillare gli occhi. Come faccio senza aiutarmi a fianco? Harry, il mio salvagente, ed io ero il tuo, principe mio, Harry, uno spericolato, invece ti piaceva da morire. Mi dicevi sempre, mi fa sentire libero, lontano da tutti e da tutto. La danza con l'associazione Two Step, la fotografia, le auto, la sua vivacità ricordata anche dalla zia. Eri una forza, quella forza che ora mi hai dato tanto per stare accanto alla tua mamma, al tuo papà, ai tuoi nonni e al tuo zio. Sarai il nostro angelo che non smetterà mai di sorridere. Questo sarà un saluto, non un addio. Ciao Martin. Una famiglia distrutta dal dolore che in queste ore ha dimostrato grande umanità e compassione. I genitori Fabrizia e Alessandro hanno donato gli organi del figlio. Quando la bara esce è il rombo dei motori a salutare Martin per l'ultima volta e i palloncini lo raggiungono in cielo dove lo immaginiamo ballare la sua amata breakdance. E dunque un dolore indescrivibile quello di dover salutare un ragazzo di appena 15 anni e grandissimo dolore questa mattina a Mestre dove ci si è ritrovati per l'ultimo saluto al ragazzino di appena 11 anni che è annegato nel lago di Molveno durante una gita con i genitori. Sul posto per noi Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nella moschea di Via Lingindan a Mestre, la moschea di Baitul Mamor, dove si è conclusa da una ventina di minuti questa cerimonia di preghiera per salutare Samad Mia, il bambino di 11 anni, come hai detto poco fa, che ha perso la vita lo scorso 14 agosto durante un bagno nel lago di Molveno a Trento. C'era anche un'altra persona, un uomo anziano che ha perso la vita all'ospedale, ma hanno voluto salutarli insieme proprio perché vivono nello stesso paese in Bangladesh, dove tra l'altro rientreranno le salme proprio a partire da lunedì. Una partirà lunedì, l'altra ripartirà martedì. Lo zio Udin Pabel aveva invitato tutti i musulmani della zona di Venezia e Mestre a unirsi alla preghiera per il nipote prima appunto della partenza della salma e qui c'erano oltre 1000 persone, ci hanno detto quasi 1500 tra la parte interna e quella esterna a salutare Samad Mian e anche l'altra persona. Lo zio l'ha ricordato come un ragazzino brillante, sempre desideroso di imparare, amava imparare l'italiano, voleva parlarlo sempre meglio e allo stesso tempo ci ha raccontato voleva imparare il Corano. L'ha definito proprio un bambino italiano da tutti i punti di vista, perché amava proprio anche questo paese, amava vivere qui nonostante le sue origini bengalesi le tenesse sempre vive dentro di sé. Ora stanno ripartendo tutti, se ne sono andati, il piazzale si è svuotato e qui è rimasto tanto dolore. Da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, naturalmente di queste due vicende che ci hanno raccontato le colleghe avremo servizi nel corso dei telegiornali di questa sera. Sono state giornate difficili anche in termini di ordine pubblico nelle città, o quantomeno si sono verificati degli episodi di violenza che hanno messo in allarme le rispettive zone in cui è capitato. Allora partiamo da Treviso, dove si trova agli arresti domiciliari il 36enne che nei giorni scorsi ha aggredito il
manager della sanità Carlo Bramezza, misura scattata in realtà non per l'aggressione ma per la violazione di un divieto di avvicinamento ai gestori di un noto locale. Sullo sfondo ci sarebbe anche il cattivo funzionamento del braccialetto elettronico, e da Treviso parte un appello al ministro Nordio. È un collage inquietante di violenze, atti persecutori, minacce, quello che emerge con l'individuazione del 36enne trevigiano, autore da ultimo dell'aggressione shock ai danni del direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, episodio che risale al 19 agosto in via Martiri della Libertà. L'uomo, sottoposto a giudizio direttissimo, si trova ora ai domiciliari, ma non per le botte al manager, per cui è stato identificato dalla Polizia di Stato, quanto per aver violato il 20 agosto una misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi ai titolari del Plenus Bistrò, locale che si trova in piazza Crispi e dove il clima da tempo era diventato incandescente. Sullo sfondo una condanna per stalking a 1 anno e 2 mesi con lo stesso 36enne che dal 2023 sottoponeva a un inferno pressoché quotidiano i gestori del bar, dal quale era stato in precedenza licenziato. Gomme bucate, telefonate minatorie, persino un'irruzione che aveva provocato il panico tra i clienti. Prima ancora della condanna l'uomo era stato ammonito dal questore e dotato di braccialetto elettronico. Il pregiudicato, che doveva tenersi a una distanza di almeno 500 metri dal locale di piazza Crispi, ha quindi violato il divieto 24 ore dopo l'agguato a Bramezza, avvenuto sempre nella stessa zona, a poche decine di metri in linea d'aria. Il sospetto quindi è che il braccialetto elettronico non abbia funzionato, moltiplicando rischi e pericoli. Il braccialetto elettronico come idea è un'idea molto interessante, perché dovrebbe suonare e tutelare la persona che è perseguitata e quindi chiamare i carabinieri, ma purtroppo non funziona. Quindi, caro Nordio, fai qualcosa. Antonella Tocchetto, da esperta di diritto di famiglia, segue tante donne vittime di stalking. Il problema non è tanto il giorno, che posso urlare se sto camminando per la città, ma di notte, se lui si avvicina e mi spacca una finestra ed entra in casa e mi uccide. Queste donne non vivono e non dormono. Sembrano invece funzionare le telecamere usate per l'identificazione del soggetto subito dopo l'aggressione a Bramezza, strumenti fondamentali, afferma il sindaco Mario Conte, che sottolinea come ora la giustizia debba fare il proprio corso. Sulla falsariga il vice sindaco. Si è intervenuto e subito è stata intercettata questa persona e speriamo venga punita in maniera importante. Non funziona i braccialetti elettronici, ma qua diciamo che il comune non è responsabile, bisogna capire con la questura, la prefettura cosa eventualmente non ha funzionato, però bisogna rivolgersi a loro, non è un parametro di sicurezza che seguiamo noi. E poi c'è stato un violentissimo pestaggio in Viale San Lazzaro a Vicenza con un giovane immigrato che nottetempo è stato preso a sprangate da un gruppo di aggressori, adesso ricercati naturalmente dalla polizia. La vittima è in gravi condizioni, ricoverata all'ospedale San Bortolo. Una maschera di sangue. Gli agenti della questura lo hanno trovato così, vittima di un brutale agguato da parte di un branco di aggressori che poi si sono dileguati. È l'ultimo caso di violenza a Vicenza. Siamo in Viale San Lazzaro ed è l'1:30 di notte. Un ghanese di 25 anni senza fissa dimora viene preso a sprangate da un gruppo di 6 o 7 sconosciuti. Colpito più e più volte alla testa, tenta di difendersi, di ripararsi con le braccia, ma i colpi lo feriscono finché gli aggressori non sentono le sirene della polizia e allora si dileguano immediatamente, lasciando il malcapitato a terra sanguinante. Provvidenziale la segnalazione arrivata alla questura di qualcuno che evidentemente, sentito il tafferuglio, ha deciso di chiamare il 113. Immediatamente sul posto sono accorse le pattuglie delle volanti e un'ambulanza del SUAM 118. Il giovane straniero è stato portato all'ospedale San Bortolo, dove sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ha saputo spiegare chi fossero gli aggressori e perché lo avessero preso di mira. Gli investigatori adesso dovranno riuscire a ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e a risalire al movente del pestaggio. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Adesso è caccia alla gang dei picchiatori. Torneremo su questi episodi di gestione di soggetti pericolosi tra pochissimo, ma intanto apriamo una finestra sul tema furti in abitazione, perché Roncade, in provincia di Treviso, è stata nuovamente presa di mira dai ladri, diversi tentativi nelle ultime ore. Allora sul posto per noi ci sono Cristian Arboit e Tommaso Migot. Cristian, buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno a te da San Cipriano di Roncade. Diversi tentativi e diversi allarmi tra la popolazione si sono susseguiti, in particolare 2 sere fa, quando le chat del controllo di vicinato, la chat di furti in corso sono andate letteralmente in tilt in questa zona di Roncade per una serie appunto di tentativi di furto. Adesso con Tommaso Migotta stiamo tentando di ricostruire quanto accaduto. Di certo la preoccupazione tra i residenti verso le 6 della sera è stata tanta. Qui con me c'è Fiorella Mazzucco, che è una residente di Via Longhin, qui in Via Longhin presa veramente di mira negli ultimi anni più e più volte, che appunto l'altra sera ha ricevuto questo messaggio da sua cognata. No, da mia nuora, dicendomi appunto stai attenta perché ci sono dei furti vicino a casa tua. E comunque questa qua è una situazione che non dico tutte le sere, ma quasi tutte le sere succede. Ecco. Si trascina da anni. Sì, altro che si trascina da anni, ma direi da parecchi anni comunque. Senta, lei signora Fiorella 5 anni fa è stata vittima di un furto, le hanno portato via praticamente tutto. Sì, hanno portato via tutto e oltretutto hanno fatto anche un po' di disastro, hanno rotto le finestre per entrare, sebbene era tutto chiuso ermeticamente. Comunque qui è impossibile stare, siamo sempre all'allerta, perché anche se vai semplicemente a prendere il pane qui vicino, che tu vada a piedi, che tu vai in macchina, sei sempre sul chi va là, devi chiudere tutto, ecco. Lei, come altri qui in zona, vive blindata. Possiamo utilizzare questo termine? Sì, possiamo utilizzarlo molto, anche perché le dico, alla sera bisogna tenere tutto chiuso, perché non si sa mai, perché se tu sei per esempio in cucina, stai mangiando, oppure sei in salotto che stai guardando la TV, bisogna sempre chiudere anche le finestre di sopra, perché fanno prestissimo a salire, ma è allora, e di notte o stesso dormendo devi chiudere tutto, anche con il caldo, d'estate e anche d'inverno. Ecco, praticamente. Allora Lina, io ti mostro cosa significa concretamente, con le immagini di Tommaso Migotta, correre ai ripari. Allora, se possiamo inquadrare Tommaso, ecco, non per fare pubblicità, ma la signora si è dotata di vigilanza privata, di telecamera, eccola là, di un faro per l'illuminazione. Questa è una via che appunto non ha sbocchi, se non quello sulla strada principale, e quindi non c'è illuminazione pubblica e voi siete corsi ai ripari. C'è un faretto qui sopra la tettoia e un altro faro sulla tettoia che vedete dall'altro lato, dall'altra parte, perché di fatto con i suoi vicini di casa avete concordato una strategia, possiamo chiamarla così, comune. Una strategia, sì, che magari alla sera, quando all'imbrunire, si accendono i fari, prima uno dopo l'altro, e continuano fino alla mattina, a modo che se dovesse passare qualcuno, oppure non so, scatta l'allarme dalle telecamere, vedi se c'è qualcuno, ecco, tutto qua. Purtroppo questo è il fatto. E senta signora, si sente di lanciare un appello, da anni vivete di fatto blindati con il cuore in gola, un appello. L'appello è semplice, ok, le forze dell'ordine loro vigilano per quello, sì. Ce ne fossero qualcheduno in più che passassero durante il giorno non sarebbe male, e soprattutto che quando prendono queste persone dovrebbero veramente fargliela pagare, cioè perlomeno non rilasciarli subito liberi, ecco, tutto qua. Messaggio forte e chiaro, grazie signora Fiorella. Lina, noi stiamo ricostruendo l'ultima serata di allerta vissuta qui a San Cipriano, ma ti posso già dire che gli episodi sono davvero tanti e riguardano anche un raid avvenuto circa un mese fa, sempre qui in zona. Poi in settimana sono stati anche nella zona di Vaglio. Insomma, davvero quando inseguiamo una segnalazione poi ne scopriamo altre 10. Insomma, questa sera cercheremo nel telegiornale di essere più precisi, quindi di fornire un quadro aggiornato della situazione. Per il momento è tutto da Via Longhin di San Cipriano a Roncade, è tutto. Con Tommaso Migotta ti restituisco la linea.
Grazie a Cristian Arboit, a Tommaso Migot per questo collegamento, davvero un fenomeno questo su cui cerchiamo di puntare anche la nostra attenzione, ma l'avete sentito dal collega Arboit che non dà tregua. Pochi giorni fa, andiamo a Bassano del Grappa adesso, un soggetto a quanto pare tossicodipendente si era barricato nei bagni dei disabili dell'ospedale di Bassano minacciando gli agenti con una lametta. Ora si scopre che aveva un giaciglio di fortuna nel giardino. L'assessore Campagnolo chiede un rinforzo del presidio di polizia e invoca l'uso del tanto discusso peraltro taser. Appena 2 giorni fa era stato denunciato per resistenza a violenza pubblica ufficiale e lesioni personali, ricevendo dal questore il divieto di accesso ai pubblici esercizi per 3 anni. Un 41enne con grossi problemi di tossicodipendenza aveva minacciato gli agenti di polizia intervenuti all'ospedale San Bassiano dopo che l'uomo si era barricato in un bagno che avrebbe utilizzato per lavarsi. Ma la sua presenza dentro e fuori il nosocomio era nota da tempo. Utilizzava le prese elettriche per ricaricare il proprio monopattino elettrico, usava le sedute per sdraiarsi, ma soprattutto aveva stabilito un giaciglio di fortuna in uno dei giardini esterni all'ospedale. Qui, come documentano le immagini, si trovano svariate siringhe, pacchetti di sigarette e una situazione di degrado indegna per lui stesso, per il luogo e per tutte le persone che lo frequentano. Se quello che mostrano i documenti è vero, e penso sia proprio vero, vista la provenienza, è necessario a questo punto parlare di una bonifica a largo spettro della zona antistante all'ospedale e poi bisogna ragionare in termini anche di prevenzione, cioè di adeguate coperture di cui il nosocomio di Bassano ha bisogno, soprattutto adesso che si sta ampliando enormemente. Il presidio fisso delle forze dell'ordine, inaugurato pochi anni fa, pare allora non sufficiente ad arginare situazioni simili che dovessero verificarsi in futuro. Mi risulta che sia uno e mi risulta soprattutto che non sia neanche costante. Dal mio modestissimo punto di vista, però dalla mia esperienza, ritengo che sia necessaria una vigilanza costante quotidiana e poi anche con frequenti passaggi notturni. Questo soggetto ci dà una mano, oserei dire con ironia, per capire che la zona dell'ospedale di Bassano ha bisogno di essere costantemente vigilata. L'aggressione di pochi giorni fa ha comunque chiesto l'arrivo di rinforzi per arginare le escandescenze dell'uomo. Campagnolo arriva a ipotizzare per casi simili l'utilizzo del taser. So che le forze dell'ordine sono adeguatamente preparate, sono in possesso dei taser. In questa situazione oserei arrivare a dire che minacciati da un soggetto del genere, per la propria incolumità e dell'utenza dell'ospedale in particolare, ma comunque dei cittadini, il taser vorrei dire è quasi obbligatorio. E sempre a Vicenza la polizia è intervenuta per una lite denunciando uno straniero per porto abusivo di armi. Lite accesa in via Firenze, coinvolte più persone. A Vicenza la segnalazione arriva al 113 alle 9 di sera e le volanti convergono sul posto. Qui gli agenti notano la presenza di molti stranieri, mentre all'ingresso di un call center si trova un 30enne visibilmente alterato che impugna una bomboletta spray urticante e un tirapugni. Vista la situazione di pericolo, un agente estrae il taser in dotazione intimando all'uomo esagitato di posare le armi a terra. Se lo fa ripetere 2 volte, ma poi esegue le indicazioni della polizia. Intanto sul posto arrivano anche i carabinieri e i militari del servizio Strade Sicure che collaborano tenendo a distanza il gruppo di stranieri. Un ivoriano sostiene che l'uomo, un tunisino, lo avrebbe accusato di aver parlato male del fratello e per questa ragione si sarebbe armato di spray al peperoncino e di tirapugni e avrebbe fatto arrivare sul posto altre 7 o 8 persone, una delle quali lo avrebbe minacciato con un coltello. Il tunisino, portato in questura e identificato, è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina per un totale di mezzo grammo nascosti in un calzino. È stato denunciato per porto abusivo di armi, porto di oggetti atti ad offendere e per inottemperanza all'ordine di allontanamento dall'Italia già disposto in passato dal questore. Inoltre è stato segnalato alla prefettura per possesso di droga. E a proposito di droga, intossicazione da cannabis, questo nella lettera di dimissioni dell'ospedale di Abano Terme che ha ricevuto una colf di 52 anni. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l'aveva ingerita mangiando una torta.
L'aspetto di quei dolcetti nel frigo della famiglia per cui lavorava era molto invitante evidentemente, tanto da spingere una colfa ad assaggiarli senza chiedere il permesso a nessuno. Peccato però che quei brownies fossero farciti di cannabis. Prima un malessere con dei mancamenti, poi la corsa in ospedale ad Abano Terme, dove le viene diagnosticata un'intossicazione da cannabis. Vista la sostanza, sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno prima interrogato la donna, una 52enne di origine straniera, che ha confessato quello che per lei era solo un peccato di gola. Poi i militari sono andati nella casa dove lavorava. Lì hanno trovato ancora qualche pezzo di torta cucinata dal figlio 18enne della coppia, per cui la donna prestava servizio. Per il giovane nessuna denuncia, ma la segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG a Belluno adesso, perché si sono vissuti momenti di grande apprensione per un bambino di appena 1 anno che è stato ricoverato all'ospedale di Belluno con una sindrome che è causa, tra l'altro, principale di insufficienza renale in età pediatrica. Si tratta del 3° episodio in ULSS Dolomiti. I casi di SEU ora sono saliti a 3. Lo scorso novembre a Cortina su una bimba di 3 anni, qualche settimana fa su un lattante di 10 mesi ed ora su un piccolo di 1 anno. La sindrome emolitica uremica, malattia tanto rara quanto insidiosa in età pediatrica, si sviluppa da infezioni intestinali di origine animale, spesso associata all'assunzione di latticini non pastorizzati. Ed è sugli alimenti somministrati al lattante di 1 anno che gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 sono concentrati. Fino ad ora non sono emerse evidenze sul tipo di alimento che possa avere scatenato nel piccolo la SEU e l'attenzione resta alta perché la malattia, se non intercettata e diagnosticata tempestivamente, può presentare un decorso molto grave a danno principalmente dei reni ma anche del cuore e del cervello. L'alimentazione è la principale imputata. Per nessuna ragione i lattanti debbono essere somministrati alimenti crudi a partire dai latticini e derivati. Né alimenti crudi né alimenti non lavati. E quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani. Certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni. La prevenzione perciò passa da un codice di comportamento a cui i genitori o chi si occupa dell'alimentazione dei lattanti debbono attenersi scrupolosamente. Ma la SEU può colpire anche i bambini più grandi e in Veneto in queste ultime settimane un caso di SEU è stato diagnosticato su un piccolo di 7 anni. Questa circostanza apre perciò una riflessione più ampia anche sull'alimentazione in età pediatrica e sulle abitudini alimentari e che potrebbe arrivare a interessare il ciclo di produzione e vendita dei prodotti lattiero-caseari, pensando a una pastorizzazione spinta per minimizzare i rischi per la salute. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, anche per il tramite dei pediatri di base, continua il suo impegno nella divulgazione di regole che certo sono di buon senso, ma che possono diventare salvavita. Sala giochi in un ristorante troppo vicino a un centro disabili. Il TAR del Veneto ha dato ragione al comune di Preganziol che aveva bloccato l'attività come prevede la legge regionale sul contrasto alla ludopatia. È davvero una notizia che appendiamo come una medaglia al petto importante, perché tocca un tema, quello del gioco che spesso diviene gioco patologico, che è davvero una piaga sociale per molte famiglie a numeri inquietanti. Stop del TAR alla creazione di una sala giochi all'interno di un ristorante pizzeria di Borgo Verde a Preganziol. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha confermato la decisione presa dal comune che aveva invalidato la segnalazione certificata di inizio attività e bloccato l'installazione di slot machine e quant'altro perché troppo vicina a una struttura residenziale per persone con disabilità. La legge regionale sul contrasto alla ludopatia impedisce l'attività di gioco d'azzardo entro i 400 metri da luoghi cosiddetti sensibili, come in questo caso un centro disabili. In quella zona ce ne sono a poche centinaia di metri, ben 2, in particolare Casa Sole dista 363 metri. Nel 2024 i titolari del ristorante avevano presentato ricorso
percorso sostenendo che la distanza andasse calcolata dall'ingresso principale della struttura. Ma prima per il Comune e ora anche per il TAR, tutti gli accessi, anche quello con il percorso pedonale più breve, vanno considerati ai fini del calcolo. Basta che l'accesso esista. Poco importa che venga usato poco o sia chiuso con un lucchetto. Si ribadisce un principio che sulle norme è scritto, che poi magari nell'applicazione però trova a volte degli escamotage o delle scappatoie che rischiano di essere un po' pericolose e di lasciare spazio all'insediamento di strutture in queste situazioni. La tutela della salute pubblica è il fulcro, l'obiettivo principale di queste normative e siamo felici che effettivamente poi i comuni possano essere messi nelle condizioni di tutelare effettivamente i soggetti più vulnerabili e più facilmente esposti ai pericoli del gioco d'azzardo. Questa è stata anche la settimana di una nuova pesante ondata di maltempo che ha interessato in particolare le province di Venezia e Padova. Allora partiamo proprio dal padovano, da Due Carrare, perché si sono conclusi da poche ore di fatto gli ultimi interventi con le idrovore in quello che è stato il comune maggiormente colpito del padovano e si è cominciato a fare la conta dei danni. Le pompe idrovore della Protezione Civile hanno continuato a prelevare l'acqua dai giardini delle abitazioni e dagli scantinati allagati in via Bassana a Due Carrare, gli ultimi interventi per risolvere quest'ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Padova. I volontari della Protezione Civile non si sono mai fermati da giovedì all'alba. L'acqua è stata tanta, noi ce l'abbiamo messa tutta, i volontari hanno lavorato H24 e niente, noi siamo sempre qui pronti, speriamo che gli eventi diminuiscano. A Due Carrare il COC è stato chiuso nel pomeriggio, mentre l'idrovora della Madonnetta è stata potenziata in queste ore per riuscire a riversare l'acqua nel canale Vincenzone. Ancora visibili i segni dei livelli raggiunti dopo il violento nubifragio. Abbiamo sempre lavorato in stretto contatto con il Consorzio Bacchiglione. Vi posso assicurare che abbiamo i grafici, siamo stati qui H24 eccetera e le pompe non hanno mai smesso di funzionare. Purtroppo, e dico purtroppo, è caduta una quantità d'acqua pazzesca. E la prova ne è il fatto che noi abbiamo delle strade che alle 5:30, 6 di mattina erano completamente asciutte, alle 7:15 c'erano 80-90 centimetri d'acqua. Quindi in un'ora e mezza, massimo 2 ore, si è riversata una quantità incredibile d'acqua. Più di 600 i sacchi di sabbia distribuiti in queste ore, anziani portati fuori dalle abitazioni allagate, strade trasformate in canali che sono state prosciugate. La conta dei danni sarà lunga, spiega il sindaco Moro. Purtroppo abbiamo parecchi scantinati, parecchie famiglie che sono andate sott'acqua, i soccorsi sono stati tempestivi e ringrazio in primis la Protezione Civile di Due Carrare che è sempre presente, sempre attiva, ma poi ci hanno dato veramente una mano anche tutto il distretto del Padova Sud, è venuto anche il gruppo di Este, il gruppo di Cittadella. Voglio anche ringraziare gli scout perché ieri tutti i volontari erano impegnati nell'attività appunto di messa in sicurezza e di aiuto in primis anche ad anziani e a persone allettate e sono venuti gli scout a fare i sacchi di sabbia. Oltre 300 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco di Padova da tutta la provincia, 150 gli interventi che hanno coinvolto i comuni di Albignasego, Maserà, Villafranca Padovana, Mestrino e ovviamente anche Padova città, colpita soprattutto nella parte sud e ovest. E la conta dei danni è iniziata anche per gli agricoltori padovani colpiti dal maltempo di questi giorni, interessati circa 4.000 ettari. È ancora presto per fare una stima dei danni subiti dall'agricoltura dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Padova e parte della sua provincia. I tecnici sono al lavoro sui 4.000 ettari tra Due Carrare, Maserà e Albignasego che sono stati colpiti. Per le associazioni di categoria il responsabile è uno, la cementificazione. La cementificazione è il problema maggiormente che lo vediamo poi in questi momenti. L'acqua non trova scolo nel terreno agricolo e quindi con la cementificazione l'acqua corre dall'alto verso in basso e quindi soprattutto le aree quelle più vulnerabili, quelle più basse vanno in grosse difficoltà. Oggi vi è la necessità di fare interventi
interventi strutturali. Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha già in programma interventi strutturali su questo, come i bacini di eliminazione nei colli ugani, che danno la possibilità di trattenere l'acqua nel momento in cui ce n'è tanta per appunto sofferire in maniera positiva poi l'andamento dell'acqua nelle pianure. In questi giorni è partita anche la vendemmia, che però è stata rallentata dalle piogge che hanno flagellato il territorio. Oggi la vendemmia è stata bloccata su quasi tutto il territorio provinciale, perché i terreni sono bagnati, quindi non c'è la possibilità oggi di fare vendemmie su alcune aree. Pensiamo che in questi giorni il sole dia ragione ai nostri viticoltori, quindi la vendemmia può ricominciare tranquillamente fra qualche giorno, e penso che la vendemmia oggi sia un elemento importante, e quindi la vendemmia dia la risposta anche concreta ai nostri agricoltori. Naturalmente anche a Mestre si è fatto il conto con le conseguenze del maltempo. Mestre e dintorni, nella zona della Bissuola, le aree più colpite, e non mancano in questo caso anche le polemiche. Dopo la pioggia e gli allagamenti a Mestre e dintorni inizia la conta dei danni anche nella zona della Bissuola, una delle più danneggiate. Questo è il segno del 1984, che è stato il primo allagamento. Dopo hanno fatto dei lavori nel parco, delle condutture, e quello un po' risolto parzialmente. Questo è il segno di ieri. All'indomani i residenti continuano a lavorare nei garage, ma non solo. Molti condomini in questo momento stanno svuotando garage, pulendo garage, perché non dimentichiamo che l'acqua che è venuta su e dai tombini e anche dal parco non è acqua piovana, ma è l'acqua dell'impianto fognario che diciamo le tubature non sono riuscite a smaltire, quindi c'è anche un problema appunto di sanità pubblica in questo momento. Arriveranno a sanificare i garage, il tutto a spese nostre, e come dire, andiamo avanti e teniamo presente che è la terza volta in 2 anni che questo condominio va sotto, non solo con l'evento eccezionale di ieri, ma anche altre 2 volte dove non ha fatto così tanta notizia, ma come dire, per noi è sempre un grosso disagio. Da anni i residenti attendono un intervento che non arriva. Il Comune aveva già previsto nel 2014 di raddoppiare l'impianto dell'idrovora qui dietro, che è l'idrovora di via Bissagora, che quindi avrebbe dovuto metterci in sicurezza tutta questa zona. Purtroppo però dal 2014 la giunta successiva poi ha deciso per altre priorità, ha spostato i finanziamenti su un'altra idrovora in un'altra zona, e da allora noi attendiamo e periodicamente, come diceva Filippo, andiamo sotto. Andare sotto per noi non è solo buttare via le cose dei garage, che uno dice mazza, mettetevele in atto e non rompete, ma questo condominio ha 5 scale con 5 ascensori a piano campagna, per cui vanno le fasce ascensori si riempiono, e quindi avete quello che vedete, cioè 70 appartamenti abitati anche da fragili e persone anziane che non possono più muoversi per giorni finché la cosa non si sistema. Tutto questo ovviamente a spese nostre, perché sono tutti interventi di manutenzione straordinaria. I soldi per effettuare le opere necessarie ci sarebbero, evidenzia il consigliere Gasparinetti. Abbiamo un avanzo di bilancio lì per 28 milioni di euro, 50 milioni di euro donazione al Qatar, 23 milioni di euro legge speciale. Stiamo vendendo tutti gli alloggi comunali a Spinea, sono altri 13 milioni di euro. Voi mettete in fila questi numeri e viene fuori una cifra che nessun altro come il Nord-Est credo possa neanche ipotizzare, neanche nei suoi sogni più spinti. Ora, il problema è che qui sappiamo benissimo, e lo sappiamo da tantissimi anni, che la zona di fatto è diventato un bacino di laminazione, e questo condominio diventa il bacino di eliminazione di tutto il quartiere. Non è accettabile che siano i residenti a dover pagare il costo delle piogge. Ma non è l'unico aspetto da sottolineare. Ispra ha mappato il territorio veneto, e in particolare per la città metropolitana di Venezia sappiamo benissimo quali sono le zone a rischio inondazione. Sono 194.000 persone a rischio inondazione, ed è lì che bisogna intervenire. Le autorità di bacino, la città metropolitana di Venezia, i comuni rispettivi. I comuni non possono fare tutto da solo, la regione Veneto, che bisogna mettersi intorno a un tavolo, Veritas compresa, e capire come evitare che questi fatti si possano riprodurre.
Meteo che è naturalmente fondamentale anche per la qualità della produzione dei vigneti del nostro territorio. Allora si è parlato di vendemmia in queste ultime ore con i dati di Veneto Agricoltura, la raccolta delle prime uve è già arrivata e le previsioni sono positive. Nonostante le ondate di maltempo e un andamento climatico altalenante, specialmente a luglio, la produzione di uva nel Veneto è stimata in aumento di circa il 4% rispetto al 2024, attorno ai 14 milioni di quintali. I dati sono del report di Veneto Agricoltura presentato durante l'incontro del trittico vitivinicolo organizzato da Regione Veneto, Veneto Agricoltura, ARPAV e CREA. Le rese si mantengono stabili o in lieve aumento, mentre la qualità delle uve è giudicata da buona a ottima, con aspettative elevate anche per i vini che saranno prodotti nelle prossime settimane. Sono in sofferenza i vigneti biologici, dove hanno inciso negativamente le malattie delle piante e con l'incognita di possibili fenomeni di marciume acido o botryte se le piogge dovessero intensificarsi durante la vendemmia. La raccolta delle uve è già iniziata per le varietà più precoci come Pinot e Chardonnay per le basi spumante, mentre la raccolta della glera partirà intorno al 5 settembre. A seguire toccherà il Merlot dal 10 settembre, a seguire Corvina, Garganega e tutte le altre varietà tipiche. I dati migliori riguardano le province di Vicenza e Verona, per le quali l'annata si annuncia particolarmente positiva, con aumenti fino al 15% per Merlot e al 10% per Corvinone e Garganega. Bene anche Padova e Rovigo, dove si prevede un incremento fino al 10% per Glera, Pinot Grigio, Merlot e Cabernet. Belluno rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2024, mentre sono in chiaroscuro i dati di Venezia, più 5% Glera, più 3% Chardonnay, meno 3% Pinot Grigio, e di Treviso, dove quest'ultimo vitigno cresce del 2%, ma la Glera scende del 3%. La tendenza positiva riguarda tutto il Triveneto, con la produzione del Friuli Venezia Giulia stimata in crescita del 10%, mentre in Trentino Alto Adige si prevede un incremento del 5-10%. Ed è arrivato su questi dati il commento anche dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. Sentiamo il suo punto di vista sulle previsioni, ma anche le preoccupazioni rispetto ai dazi. Un secondo trittico che si conferma positivo per quanto riguarda il settore vitivinicolo, la vendemmia 2025, sia per quanto riguarda le quantità che la qualità delle uve. Un po' di preoccupazione per quanto riguarda il sistema delle esportazioni, in quanto i dazi americani confermano il 15% su questo settore, quindi siamo in attesa anche di sapere quello che sarà il pacchetto vino dell'Unione Europea, che prevede alcune agevolazioni per questo settore che ci permetterà, soprattutto per la promozione dei paesi terzi, di poter continuare a spingere diversificando magari i mercati oltre a quello americano. Allora andiamo a sentire anche Coldiretti cosa dice sui dazi americani, prodotti europei che avranno un impatto in Veneto di 1 miliardo di euro solo per il settore agricolo. Nel settore c'è anche preoccupazione, ma si pensa naturalmente alle contromosse. Allora andiamo a sentire quanto raccolto dai colleghi di Bassano con l'Associazione Agricoltori. Buongiorno da Bassano del Grappa, insieme a Renzo Rigon alla parte tecnica. Abbiamo ospite oggi il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo. Dunque, presidente, questi dazi dopo tante settimane di parole sono diventati ormai nero su bianco, con credo la parola preoccupazione da parte vostra. Beh, senz'altro dal punto di vista del settore agricolo e più in generale agroalimentare, ovviamente un 15% in più di dazi può creare più di qualche noia alle nostre esportazioni. È vero anche che comunque negli Stati Uniti abbiamo sempre esportato prodotti di qualità, quindi la speranza è quella che comunque anche un aumento di prezzo per i consumatori finali statunitensi non incida più di tanto, visto il valore aggiunto che hanno i nostri prodotti. È comunque un rischio che si va a correre, si parla a livello Veneto di quasi 1 miliardo di euro di rischio di perdita, dove la peggio purtroppo in noi c'era il settore vitivinicolo, perché era quello più esposto nei confronti degli Stati Uniti. 2/3 di questo miliardo di euro riguardano il vino.
Ecco, tra l'altro in un anno in cui sono usciti proprio ieri i dati di previsione sulla vendemmia che sono in gran parte positivi, quindi quest'uva comunque andrà trattata e imbottigliata, ma molto dipende anche dai consumatori americani o dagli importatori. No, diciamo che in un anno in cui fortunatamente finalmente non c'erano catastrofi sui nostri vigneti, c'è questo blocco, questa difficoltà nel mercato americano, dobbiamo anche essere bravi noi comunque come sistema agroalimentare a cercare anche altri sbocchi, penso all'Asia o altri paesi, insomma il mondo è grande, ovviamente non è una cosa immediata, è un percorso che bisogna creare. Da quell'altra parte ci tengo a sottolineare, dispiace che comunque l'Europa non sia stata in grado, insomma, di avere una certa postura nei confronti dell'America, anzi dal punto di vista anche di noi agricoltori italiani e di soci coldiretti, aver visto, insomma, che anche la von der Leyen abbia immolato l'agroalimentare italiano magari per come merce di scambio salvare l'automotive più a trazione franco-tedesca. Ecco, questo a noi fa un po' di rabbia, perché in un'Unione Europea bisogna guardare gli interessi di tutti e non solo di alcuni stati. Complessivamente l'Italia ovviamente soffrirà, ma come soffriranno altri paesi che producono molto, penso alla Francia ad esempio, ma la stessa Germania, insomma una discreta produzione agricola. La diversificazione, ognuno si arrangia o ci si muove per comparti, per categorie? Diciamo che il sistema italiano è costituito principalmente da DOP e IGP, quindi anche i consorzi di tutela avranno un ruolo fondamentale. Poi c'è l'agenzia ICE che si occupa appunto di mercati esteri, bisognerà fare squadra, bisognerà fare sistema. È vero anche che comunque magari a differenza degli altri stati, fortunatamente l'Italia non ha mai avuto prodotti di commodities ma prodotti a valore aggiunto, e questa speriamo che sia ancora una volta la carta vincente, non solo per continuare a vendere negli Stati Uniti ma anche, come dicevo prima, ampliare e diversificare quelli che sono i nostri mercati. Gli effetti ovviamente non si vedranno in questi giorni, ma credo a medio termine, anche perché molta merce nel frattempo era già stata immagazzinata prima dei dazi. No, hai detto correttamente, non si vede, si sono già visti, nel senso che a inizio anno, quando si paventava l'ipotesi dei dazi, molti importatori americani avevano fatto un magazzino, quindi acquistato prima. Adesso ovviamente c'è una flessione perché devono smaltire le scorte di magazzino. I mesi prossimi saranno quelli cruciali per capire realmente di che riduzione si tratta. Si spera che si faccia un po' di malcomune a mezzo gaggio, sicché una parte dell'aumento se lo sobbarcherà anche, insomma, chi andrà ad acquistare, e poi, ripeto, sarà importantissimo andare a diversificare, perché ricordiamo il mondo è grande, fortunatamente il Made in Italy è comunque richiesto non solo in America, quindi la nostra forza sarà appunto la diversificazione e soprattutto continuare a puntare su una vendita di prodotti di alta gamma, di alta fascia. E allora auguriamo a lei e a tutti i collaboratori e chi lavora nel settore primario, così si chiamava una volta, buon lavoro, ce n'è tanto da fare. Renzo Rigon alla parte tecnica, da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie ai colleghi di Bassano. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, poi torneremo con un altro collegamento. Eccoci di nuovo in diretta, subito la linea da Cavaso del Tomba al nostro Lucio Zanato, che si trova con gli alpini, aspettando naturalmente la cerimonia che si terrà sul Monte Tomba nei prossimi giorni. Allora ci spiega tutto il nostro Lucio Zanato. Lucio. Buongiorno Linea, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo, come detto giustamente, sulla cima del Monte Tomba, ma pensa, siamo esattamente a confine tra la provincia di Treviso e quella di Belluno, e siamo in un confine ideale perché dalla parte di Treviso c'era, diciamo, la linea degli italiani, dalla parte di Belluno invece la linea degli austro-ungarici. Qui il 7 settembre si rinnova per la 66esima volta il pellegrinaggio internazionale dedicato proprio alla Grande Guerra, ed è questa la particolarità degli alpini della sezione ANA Monte Grappa, che oggi sono venuti a preparare con largo anticipo, come consuetudine alpina, tutta la logistica per una cerimonia che richiama tutti
tutti i popoli che qui hanno combattuto, perché voi avete qui non solo i tedeschi e gli austriaci, ma chiamate anche gli americani. Sono gli americani, i francesi, tutti quelli che si sono combattuti qui dal novembre del 17 al novembre del 18, dopo la rotta di Caporetto, in quella che è ricordata come la battaglia d'arresto, poi quella del Sestizio e quella di Vittorio Veneto. Qui è stato un fronte particolare, molto delicato, perché non era né la roccaforte di Cimagrappa, la roccaforte naturale, né il Piave che in quei mesi era stranamente in piena, ma è una dorsale che alla quota attuale questa fa 868 metri, perciò molto, molto delicata, e qui è stato difeso il fronte, è stato il tratto di fronte più delicato dopo la rotta di Caporetto e qui si sono scontrati. Presidente Rugolo, intanto il nostro Paolo Bottero fa vedere che cosa hanno visto gli austro-ungarici quando sono arrivati qui, perché quando come ci fu la rotta di Caporetto i comandanti dissero andate giù verso la pianura perché vedrete Venezia, e noi da qui, guardando sulla sinistra, forse riusciamo a vedere, oggi si vede proprio la laguna veneta, quindi qui è stato veramente il punto dove il presidente Rugolo mi diceva prima fuori di diretta, i nostri si sono appesi con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti e soprattutto velocemente, perché diciamo che le truppe austro-ungariche e tedesche dopo la rotta di Caporetto sono avanzate anche fin troppo velocemente e non avevano la logistica a seguito, e i nostri hanno avuto il tempo di attestarsi qui. Poi le trincee di prima linea si differenziano di qualche decina di metri, non di più. Diciamo che gli austro-ungarici intravedevano la pianura veneta, però non sono mai riusciti a scavalcare, e qui si è combattuto forte. Ecco, però qui ci va anche una riflessione sulle guerre di oggi. Noi qui abbiamo i popoli che una volta si sono combattuti, si ritroveranno qui il 7 settembre, si abbracceranno, dietro di noi addirittura c'è un braciere che si accenderà ed è un braciere acceso dagli austro-ungarici e dai tedeschi. Questo significato di riabbracciarsi dopo essersi fatti la guerra è una lezione che però altri popoli non capiscono, mi viene in mente l'Ucraina con la Russia. Del resto questa cerimonia, la chiesetta è stata inaugurata a settembre del 1960 e c'era una cerimonia a livello paesano, a livello sezionale, ma poi dal 1980 la cerimonia ha preso un valore internazionale, invitando e abbracciando quelli che un tempo qui si erano combattuti fra di loro, per chiudere il cerchio della storia, per dare un senso finito ai lutti, ai dolori, al sangue. Insomma, non abbiamo ancora imparato nulla come popolo, come diciamo umanità. No, la storia in questo caso non è maestra di vita, e verrebbe da dire, naturalmente lo dico con tutto il rispetto, che vengano sul Monte Tomba a imparare qualcosa, ne varrebbe la pena. Ecco, 7 settembre si comincerà intorno alle 9:30, noi faremo la diretta e quindi seguiremo tutto il pellegrinaggio come abbiamo fatto l'anno scorso, e la celebrazione della Santa Messa, e poi naturalmente le orazioni, i ricordi, tutto il resto, con una cerimonia estremamente toccante che noi facciamo, perché va ricordato che purtroppo tanti alpini per questioni anagrafiche non saranno qui presenti fisicamente, ma lo saranno personalmente. Invece il 31, cioè la settimana prima, il presidente Rugolo sarà comunque coinvolto in prima persona per una delle prime cerimonie ufficiali, diciamo così, della seconda parte dell'anno, ovvero la cerimonia al Bosco delle Penemozze, altro momento toccante ma molto più alpino. Sì. Approfitto per ringraziare i colleghi delle sezioni trevigiane e l'Aspen stesso, che è il comitato che organizza la cerimonia al Cison di Valmarino del Bosco delle Penemozze, per il privilegio che mi hanno concesso di rappresentare gli alpini in quel luogo magico, un luogo particolare, un luogo della memoria a modo suo, perché non ci sono i crateri delle bombe, non ci sono le trincee della prima linea, per lì non si è combattuto, però è stato dedicato un bosco, questi alberi straordinari, a ogni stele che rappresenta un alpino trevigiano caduto. È un momento particolare, un momento intimo, fa parte, è una delle tappe principali della memoria dell'Associazione Nazionale Alpini. Allora, grazie al Presidente Rugolo. Io dal Monte Tomba chiuderei il collegamento, però chiedo al nostro Paolo Bottero di farvi rivedere ancora una volta la pianura trevigiana e la pianura veneta, perché da qui è uno spettacolo davvero unico. Vi ricordo allora 31 agosto Bosco delle Penemozze e Cison di Valmarino, per seguire, se volete dal vivo, se volete invece tramite noi, tramite il gruppo Media Nord-Est, la celebrazione del Bosco delle Penemozze, e poi 7 settembre dalle 9
19:30 diretta qui dal Monte Tomba per vivere insieme il pellegrinaggio, ricordando proprio tutti i popoli che qui si sono combattuti e che per la 66esima volta si riabbracceranno insieme. E con questo è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, Paolo Botero, grazie naturalmente agli alpini come sempre. La cronaca ancora da Belluno con l'arresto di un lavoratore stagionale a Cortina che di fatto spacciava. Fermato per un normale controllo lungo la statale 51, ma nel bagagliaio e poi in casa aveva cocaina, hashish e denaro in contanti. È finita così la corsa di un 28enne italiano, lavoratore stagionale, arrestato dagli agenti della volante del commissariato di Cortina. Gli operatori, insospettiti del comportamento agitato del giovane, hanno deciso di andare a fondo. 9 dosi di cocaina già pronte, 690 euro e 3 cellulari nascosti nell'auto. Da lì la perquisizione è proseguita fino all'abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altri 55 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti. Un sequestro importante che conferma l'attenzione investigativa sulla piazza dello Spaccio, tra l'Alto Cadore e Lampezzo, un territorio delicato e sotto osservazione da mesi. Lo scorso luglio un altro lavoratore stagionale, un 30enne italiano di origine venezuelana, venne arrestato alla fermata dell'autobus in centro a Cortina. Nella perquisizione personale e domiciliare saltarono fuori 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio, mezzo chilo della medesima sostanza, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto eseguito martedì scorso, il 28enne è stato sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività di indagine della polizia prosegue e si concentra sui contatti del giovane e sui suoi canali di rifornimento. Siamo in grado adesso di mostrarvi il servizio realizzato dai colleghi di Vicenza sull'ultimo saluto a uno dei 2 sedicenni morti ad Arzignano, Mattia Cardascia. Vediamo. È il giorno dell'addio, l'ultimo saluto a Mattia Cardascia. La sua vita si è spezzata a 16 anni, ma nella piazza che attende l'arrivo del feretro davanti al Duomo di Ognissanti di Arzignano, lacrime e preghiere sono rivolte anche a Giulio Pizzolato. I 2 giovani amici hanno condiviso un destino tragico, vittime della tragedia di Ferragosto, quando la loro moto lungo la provinciale 31, Val di Chiampo, si è schiantata contro la macchina di un 50enne di Arzignano che adesso sarebbe ai domiciliari, mentre la procura avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale. Ma oggi è il giorno dell'addio. La piazza è gremita di cittadini, amici, conoscenti. Suonano le campane quando arriva la macchina che porta la bara bianca. Sono momenti intensi di forte commozione. La comunità è unita attorno alla famiglia di Mattia. A 16 anni non è giusto vedersi stroncare la vita. Non si può vedersi negare il futuro pieno. Ma quel sorriso di Mattia, diceva mamma Margherita, che riempiva la casa, un sorriso contagioso. Il suo ridere con tutto se stesso, tutta questa gioia che la sua persona sprigionava, noi oggi qui la dobbiamo raccogliere come eredità. Tantissimi giovani, ed è a loro che si rivolge Don Gigi nella sua omelia quando li invita a non smettere mai di sognare, di guardare avanti e di alzare lo sguardo al cielo per pregare. E vi invito a pregare, ragazzi, lo fate a modo vostro. Con una canzone, con un testo, con uno sguardo al tramonto. Ma pregate, non siete soli. Dio non è vostro concorrente e disegna con voi i vostri sogni. Ciao Mattia, ciao Giulio. Suonano le campane alla fine della messa. Fuori dalla chiesa uno striscione. Ciao Mattia, il ricordo del tuo sorriso e della tua dolcezza sarà cura per i nostri cuori infranti. Nel piazzale si riuniscono centinaia di persone per l'ultimo saluto. Volano 2 gruppi di palloncini bianchi verso il cielo, uno per Mattia, l'altro per Giulio. E poi una colomba bianca, un segno di Dio, di speranza.
Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, sapete che il sabato ci fermiamo alle 13. Io ringrazio in regia Andrea Basso e Mattia Pizzaia, appuntamento naturalmente ai telegiornali di questa sera, a tutti un buon sabato pomeriggio, arrivederci.